Gardaland, il 37enne Don Francesco Andreoli e l'animatore 16enne Alberto Fioretto morti questa mattina nel terribile schianto nella galleria di Malo sulla superstrada pedemontana. Schio sconvolta per la tragedia che colpisce la comunità, il ricordo del sacerdote salesiano e del giovanissimo animatore appassionato di atletica, il presidente Stefani. Non ci sono parole. Un'altra tragedia della strada sulla Romea, Campagna Lupi, a camionista perde la vita travolto dal carico di lastre d'acciaio che finisce nella cabina di guida dopo una brusca frenata. Indagini sulla morte del 57enne di Resana stroncato in un cantiere all'aperto a San Martino di Lupari. Il malore ha colpito mentre si stava cambiando a fine turno. Da giorni non stava bene, aveva fitte alla schiena e sonnolenza, racconta la famiglia. I sindacati intanto lanciano l'appello e ricordano l'ordinanza regionale che impone lo stop al lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16, in arrivo 3 giorni di fuoco. Omicidio di Sastino, l'esito dell'autopsia, Chiara Guerra massacrata dal nipote 17enne con 42 coltellate, finita con un colpo alla nuca. Gli agenti vengono chiamati per una rapina quando arrivano in un parco di Padova alla scoperta, nascoste tra la vegetazione un macete e 2 accette. Rimosso all'ospedale Cafoncello un raro tumore di 20 kg da un paziente di 82 anni, decisivo il lavoro di squadra dei reparti. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. In apertura la cronaca con una tragedia avvenuta sulla superstrada pedemontana, 2 le giovani vite spezzate. Si tratta di Don Francesco Andreoli di 37 anni, sacerdote salesiano, e di Alberto Fioretto, 16enne, morti questa mattina in un incidente avvenuto nella galleria di Malo. Un veicolo accartocciato su se stesso dopo la terribile e violenta carambola. È la scena straziante che i soccorritori si sono trovati davanti all'interno della galleria Malo. Nell'abitacolo c'erano Don Francesco Andreoli, 37 anni, responsabile dell'oratorio Don Bosco di Schio, e Alberto Fioretto, 16 anni, animatore del Grest nella stessa struttura. Verso le 9:15 la vettura tampona lievemente un camion presente per un cantiere di manutenzione. Scesi per verificare i danni, i 2 giovani sarebbero poi risaliti a bordo, venendo però a loro volta tamponati da un'altra auto che sopraggiungeva da Bassano. Sbalzati sul lato sinistro hanno urtato contro la spalla dell'uscita di sicurezza numero 7, perdendo la vita praticamente sul colpo. Ferito e ricoverato a Sant'Orso in codice verde l'altro automobilista. Per la comunità salesiana di Schio è una grandissima perdita. Stavano accompagnando i ragazzi del Grest, Gardaland, c'erano 7 pullman e lui li precedeva con una macchina e con questo ragazzo e stavano andando a Gardaland e lì è avvenuto l'incidente e non sappiamo nulla di più, solo che siamo costernati perché Don Francesco qui è una colonna dell'oratorio qui da 8 anni a Schio. E gli vogliamo tutti bene, anche stamattina lui ci ha salutato sempre con il solito sorriso, l'entusiasmo che lo caratterizzava e siamo veramente, non sappiamo cosa dire, ecco. La pedemontana è rimasta chiusa per quasi 5 ore verso Montecchio con uscita obbligatoria a Malo. Per i soccorsi sono intervenuti il SUEM e i vigili del fuoco, mentre polizia stradale e polizia locale si sono occupate della viabilità. Il giovane animatore Alberto Fioretto era anche atleta mezzofondista tesserato per l'atletica pedemontana veneta. Don Francesco aveva ospitato proprio nei locali dell'oratorio l'ex portiere della nazionale di calcio Gigi Buffon. Di sé il giovane sacerdote aveva parlato in una recente intervista realizzata per la CEI. La responsabilità sui ragazzi, farsi carico delle loro difficoltà e iniziare davvero a prendere sul serio il loro cammino di vita di fede abbia fatto la differenza. E la seconda esperienza, avere qualcuno che si è preoccupato e si è preso cura di me. E da lì l'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano. E da lì il cammino si è approfondito ed è diventato posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà. E la drammatica morte di Don Francesco e Alberto ha veramente spezzato un'intera comunità. Una giornata che doveva essere di svago a Gardaland si è però trasformata in una tragedia. Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa nell'incidente in galleria a Malo di Don Francesco Andreoli e di Alberto Fioretto, impegnati ad accompagnare più di 300 bambini del Grest al parco divertimenti di Gardaland. Silenzio, vicinanza e dolore, scrive Stefani nel suo messaggio affidato ai social, per un vuoto che le parole faticano a colmare. Alberto, 16 anni compiuti a maggio, frequentava l'istituto tecnico Chilesotti di Thiene e faceva l'animatore dei bambini più piccoli nel Grest dei
salesiani, iniziato il 7 giugno e aperto fino al 7 luglio. Da alcuni anni si cimentava anche in varie discipline dell'atletica, mezzo fondo ma anche gare di velocità, prima con la nuova atletica di Schio, da quest'anno con l'atletica pedemontana veneta. Don Francesco era l'anima dell'oratorio scledense e Paolo Terragino lo aveva incontrato appena poche ore prima. Era seduto sotto la statua di Don Bosco, mi sono avvicinato, l'ho salutato e abbiamo un attimo parlato della giornata precedente con l'intervento di Buffon al Grest. Ecco, abbiamo scambiato 2 parole e stamattina purtroppo questa notizia mi ha turbato, come penso abbia turbato un po' tutti. Riconosceva ad ogni ragazzo il diritto alla sua autenticità, sapeva stare dentro il dolore altrui ed è una dote straordinaria, ma sapeva anche accompagnare le persone verso la luce, verso la speranza, verso la positività. Empatico, amato dai giovani e dalla comunità, Don Francesco assieme ad Alberto sono morti mentre spendevano del tempo per i più giovani di loro. Solo ricordarlo come veramente una quasi reincarnazione di Don Bosco, perché lui aveva questo spirito di Don Bosco. Bisognerà trovare il senso di questo lutto prematuro, improvviso e inaspettato, perché è un dolore immenso che ci ha travolti e che ci lascia confusi e tristi. Vorrei rivolgere un sentimento di vicinanza ai salesiani di Schio, indirizzare un abbraccio anche ai familiari di Don Francesco e di questo giovane animatore. E un altro tragico incidente a Lova di Campagna Lupia lungo la Romea poco dopo le 13. Un camionista che trasportava lastre d'acciaio ha perso la vita finendo contro l'auto guidata da una ragazza di 24 anni, ora in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo nella frenata per evitare l'impatto con l'auto sarebbe stato schiacciato dalle lastre che scorrendo in avanti hanno divelto la cabina schiacciandola. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Mestre, Mira e Piove di Sacco, oltre al suo M118 e l'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza la 24enne all'ospedale di Mestre. E sono in corso le indagini sulla morte di Stefano Tonin, il 57enne di Resana stroncato in un cantiere all'aperto a San Martino di Lupari. Il malore fatale lo ha colpito mentre si stava cambiando alla fine del turno. Da giorni non stava bene, aveva fitte alla schiena e sonnolenza, ha raccontato la famiglia. L'insegnamento più grande è di andare avanti sempre, malgrado le difficoltà. Malgrado tutto quanto, l'importante è avere un sorriso e dai che femo. Dai che femo. Ah sì, anche quando organizzava la festa dei trattori era... Ci metteva tanto impegno perché non dormiva la notte, insomma si meritava tanto e forse era troppo buono per stare qua con noi. Stretti in un abbraccio a colmare quel vuoto troppo difficile da riempire, Claudia e la figlia Monica non riescono a trattenere le lacrime nel parlare del loro Stefano Tonin, morto tragicamente a 57 anni, 58 il prossimo dicembre, per un malore mentre era a lavoro in un cantiere a San Martino di Lupari, nel Padovano. Il dolore è troppo, i ricordi ora sono l'unica chiave per tenerlo ancora tra loro, in via Palù, a Castelmigno di Resana, nel Trevigiano. E allora ecco che mamma e figlia si mettono a sfogliare quell'album di ricordi preparato con tanto amore da Monica per il 50° compleanno di papà e subito spunta un sorriso, un tuffo nel passato che ora diventa ossigeno. L'incontro tra Claudia e Stefano alla Sagra di Paese, la passione per moto e trattori, il matrimonio a Venezia nel 1998, proprio l'1 agosto sarebbe stato il loro 28° anniversario e poi l'immensa gioia dell'arrivo di Monica nel 2005. Ha fatto sempre del bene. Poi l'anno scorso che aveva perso il suo papà era... sì, si era un po' buttato giù, difatti, però ha detto bisogna sempre andare avanti col sorriso, come faceva il suo papà. E allora...
Proprio quel sorriso che si è spento nel cantiere di via Meucci, Stefano, secondo le prime ricostruzioni, aveva da poco finito di effettuare degli scavi sul manto stradale per conto della ditta Costruzioni Generali Postumia di Castelfranco Veneto. Mentre si stava cambiando per tornare a casa, ha accusato il malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari che l'hanno trasportato all'ospedale di Cittadella, dove però il 57enne è deceduto. Lo Spisa, allora, indaga per chiarire se l'orario di lavoro rientri o meno nell'ordinanza regionale firmata negli scorsi giorni dal presidente Alberto Stefani, ordinanza che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde della giornata. Resta da capire quindi se il caldo torrido sia una delle cause della morte. Ad intervenire sul caso anche ETRA, che smentisce le prime indicazioni secondo cui Tonin fosse impegnato a lavorare per la Multiutility. Il più sentito cordoglio per la morte del lavoratore ieri a San Martino di Lupari e la propria vicinanza alla famiglia. Ma ritiene opportuno precisare che quel cantiere è relativo a un'utilizzazione privata e non è gestito da ETRA stessa. La famiglia però parla di uno Stefano diverso dal solito nei 2 giorni precedenti al dramma. Lamentava fitte lancinanti alla schiena. Saranno di nuovo i calcoli, diceva. Poi la pesante stanchezza che lo faceva addormentare ovunque. Tutti segnali che però non l'hanno spinto a rivolgersi a un medico e che non l'hanno fermato dall'andare al lavoro. Una scelta che forse gli avrebbe salvato la vita. Segnali che non fanno pensare a moglie e figlia ad un malore per colpa del caldo. Saranno però ora le indagini a chiarire ogni dubbio. E quella di Resana è una comunità in lutto per la perdita del 57enne Stefano Tonin, lavoratore instancabile, trascinatore, un volontario sempre pronto a tendere la mano verso il prossimo. Così ce lo descrivono gli amici di una vita. Essere in questi momenti difficili, essere vicini alla famiglia, ma comunque ricordarsi sempre di Stefano perché ha lasciato un segno. E Stefano Tonin l'ha lasciato e come il segno nella comunità di Resana e Castelminio, pilastro fondante da 17 anni della Festa de Apoenta, evento noto anche per il tractor pooling, le gare di trattori modificati, vera passione del 57enne, di cui era responsabile. Noi lo ricordiamo anche soprattutto come volontario nella sagra della Apoenta di Castelminio, volontario e fondatore, promotore anima direi del gruppo Power Pooling, che praticamente è un gruppo che organizza ogni anno una gara tra trattori, il tractor pooling, che richiama migliaia di persone a Castelminio, quindi a settembre doveva esserci la prossima, speriamo ci sarà la prossima edizione anche per ricordare Stefano, perché Stefano ci teneva tantissimo a questa cosa. Ci eravamo trovati anche settimana scorsa, così ci abbiamo già detto guarda, dobbiamo trovarci a giorni per organizzare, per vedere le varie autorizzazioni, permessi, dove fare, come fare. Lui ci teneva tanto. Un lavoratore instancabile, sempre pronto a tendere la mano al prossimo, così come ce lo descrive chiunque abbia percorso anche solo un piccolo tratto di vita insieme a lui, come nel 2023 quando ci fu l'alluvione in Emilia-Romagna. Stefano non ci pensò 2 volte, partì subito assieme ad un gruppo di amici per aiutare quelle persone in difficoltà. Era fatto così, metteva gli altri davanti a se stesso. Era impossibile sapere una notizia del genere, ecco. Comunque è un gran trascinatore, mai domo da lavorare. Sarà difficile sostituirlo adesso. Esatto. Racchiusi nel suo capannone in via Palù a Castelminio i suoi oggetti più preziosi, tra cui il suo storico trattore delle gare del tractor pooling, con inciso anche il nome di papà Orazio, mancato lo scorso anno. All'entrata ancora il tavolo dove beveva il caffè con gli amici, quegli stessi amici impressi nelle foto alle pareti. Immagini che parlano di ricordi felici, indelebili, nelle memorie di chi lo ha conosciuto. Lui era sempre pronto. Quando dovevamo organizzare la festa della classe lui era sempre il primo, tu fai, facciamo, era sempre molto disponibile. Abbiamo perso una persona importante per Castelminio. Se la motivazione è quella del caldo, ecco, è una tragedia che deve far pensare. Spiace perché Stefano effettivamente era una persona che viveva nel cuore del paese, attivo in tutte le manifestazioni, soprattutto quelle di carattere popolare, una persona estremamente disponibile. Ecco, sono quelle tragedie appunto che fanno male a un territorio intero, a una comunità. E proprio a causa dell'ondata di calore la CGIL, dopo anche la morte dell'operaio di San Martino di Lupari, chiede il rispetto dell'ordinanza regionale che ferma il lavoro nelle ore più torride, firmata proprio dal presidente Alberto Stefani.
L'ondata di calore che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia. A diffondere il dato è stata proprio la CGIL, emerso da un'analisi condotta insieme a Greenpeace Italia. CGIL che dopo la tragedia di San Martino di Lupari, con la morte di Stefano Tonin, stroncato da un malore al termine del suo turno di lavoro all'interno di un cantiere idrico, chiede maggiori tutele per i lavoratori che sono esposti al caldo. Il caldo arriva ogni anno, quindi non possiamo farci trovare non pronti a questa evenienza. E c'è un'ordinanza qui nel Veneto che è uscita proprio pochi giorni fa, impedisce di lavorare dalle 12:30 alle 16 e questo bisogna che venga rispettato da tutte le imprese. Ricordiamo inoltre che c'è la possibilità della cassa integrazione per eccessivo caldo. Quando si toccano i 35 gradi, ma non solo di segnalati, ma anche di percepiti, quindi determinate lavorazioni con determinata umidità, si deve fermare il lavoro. La giornata più dura per chi lavora all'esterno è prevista sabato, dove l'allerta è segnalata in tutte le province d'Italia, ad eccezione di Aosta, Campobasso, L'Aquila e Potenza. Il caldo estremo, dicono i sindacati, non è più un'eccezione, ma una conseguenza della crisi climatica. Purtroppo l'ordinanza fa anche una discussione sui tipi di lavoratori o sull'esclusione del rispetto della stessa legata a dei lavoratori. Non lo fa sui lavoratori, ma lo fa sulla tipologia del lavoro che devono fare. Pertanto se tu mi escludi tutto il settore della logistica, tutto il settore magari delle opere pubbliche, di conseguenza io che cosa faccio? Creo quella condizione che a quel lavoratore che si trova in quella tipologia di esclusione di tutela lo metto a rischio. E soprattutto mette in difficoltà i più piccoli, i bambini, il grande caldo di questi giorni, quindi ecco i consigli degli esperti. Soprattutto i bambini più piccoli non sono in grado di avvertire la sete o il malessere in modo anticipato, quindi sono estremamente dipendenti dagli adulti per quanto riguarda l'idratazione. Un'altra caratteristica dei bambini è quello di disidratarsi molto velocemente, soprattutto i bambini più piccoli, perché in termini assoluti hanno meno acqua nel loro corpo. Inoltre un'altra loro caratteristica è quella di surriscaldarsi più facilmente perché disperdono meno calore con la sudorazione. I bimbi sono tra i soggetti più esposti agli effetti del gran caldo. I giochi all'aperto, il continuo movimento facilita una rapida disidratazione, per questo è essenziale integrare i liquidi nel corso della giornata. Più difficile è il colpo di calore, che resta però l'effetto più grave dell'esposizione al sole, spiega la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova. In età pediatrica è più facile trovarsi di fronte a disidratazione o a esaurimento da calore. La differenza consiste principalmente in sintomi neurologici che appaiono nel colpo di calore, quindi non solo l'elevata temperatura, una temperatura che non è regolata dal corpo o voluta dal corpo, come nel caso della febbre, in cui la temperatura e la febbre sono scatenate da un'infezione, quindi il corpo reagisce regolando la temperatura per facilitare la propria difesa, quindi per affrontare l'infezione. Qui è molto diverso perché il corpo si trova a non riuscire a disperdere calore, quindi manca quel meccanismo di regolazione centrale. Ma oltre alla temperatura, quello che è più importante sottolineare sono i sintomi neurologici, una confusione, una stanchezza estrema, una difficoltà a parlare, una sonnolenza importante, una perdita di coscienza, fino anche alle convulsioni. Stanchezza, mal di testa, nausea e vomito sono campanelli d'allarme. Ecco allora come bisogna intervenire. L'importante è portare i bambini in un luogo fresco, ventilato, spogliarli e utilizzare l'acqua fresca per raffreddare il corpo, acqua fresca e non ghiacciata, eventualmente anche con un effetto di ventilazione per favorire l'evaporazione e quindi la perdita di calore. È importante mettere in atto queste manovre prima del trasferimento, perché più breve è l'ipertermia,
migliori saranno poi gli effetti, quindi il recupero. Cappellini in testa, indumenti leggeri e chiari per i bambini che frequentano ancora gli asili o i centri estivi e trascorrono tanto tempo all'aperto, preferire luoghi ombreggiati e ventilati e un'alimentazione fresca e leggera. Attenzione anche ai viaggi in auto. Lasciare i bambini in macchina anche per pochi minuti, pur con il finestrino aperto, in condizioni climatiche come quelle che stiamo sperimentando, sostanzialmente è estremamente pericoloso, perché la temperatura interna può crescere in alcune circostanze anche di 10-20 gradi in pochi minuti. E torniamo a parlarvi dell'omicidio di San Stino. Con l'esito dell'autopsia, Chiara Guerra è stata massacrata dal nipote 17enne con 42 coltellate, finita con un colpo alla nuca. Chiara Guerra è stata massacrata con 42 coltellate. I colpi letali sono stati 2, il primo al torace, la lama ha trapassato il cuore, poi quando l'insegnante 53enne era già a terra è stata giustiziata con una pugnalata tra il collo e la nuca. L'esame autoptico, durato oltre 4 ore presso l'ospedale civile di Portogruaro, è stato eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura dei minori di Trieste, alla presenza del consulente della difesa Alberto Furlanetto e dei carabinieri. La morte è sopraggiunta in qualche minuto per l'imponente perdita di sangue. Chiara ha provato disperatamente con tutte le sue forze di difendersi, ha riportato numerosi tagli sulle braccia nel tentativo di schivare la furia omicida del nipote. Il 17enne reo confesso accusato ora di omicidio volontario, un delitto efferato che si è consumato all'interno della legnaia nella proprietà di famiglia. Il 17enne ha poi tentato di dare fuoco al corpo della zia, forse utilizzando della benzina, ma le fiamme si sono spente quasi subito. Così il nipote ha caricato la zia priva di vita in una carriola, l'ha coperta con un telo, poi ha gettato il cadavere nel fiume assieme al coltello utilizzato per ucciderla. Si tratta di una lama non lunga, forse 10-11 centimetri. Fra le questioni da chiarire, come il giovane possa essersi fratturato il metacarpo. Non si esclude possa essere accaduto durante la colluttazione, ma questo sarà da verificare. Il 17enne ha sempre sostenuto fosse accaduto mentre stava facendo dei lavori a casa. Certo è che aveva sul corpo numerosi graffi, probabilmente di Chiara, che aveva tentato di salvarsi la vita. Invano la furia del nipote non le ha lasciato scampo. Il 17enne si trova ora nel carcere minorile di Rovigo. Durante l'udienza di convalida ha parlato con il GIP di Trieste ed ha raccontato la sua verità. Ha parlato del rapporto con la zia, di quella lite violenta terminata nell'omicidio. Prima dell'esame autoptico, la salma era stata anche sottoposta ad un TAC total body. Il medico legale ha ora 60 giorni per depositare le proprie conclusioni. È probabile che già nelle prossime ore, previo nulla osta, alla sepoltura della procura minorile giuliana, le spoglie della donna vengono messe a disposizione dei familiari per il rito funebre. E intanto raid nell'abitazione del 17enne accusato dell'omicidio. Nonostante l'abitazione fosse sotto sequestro, qualcuno ha fatto irruzione scavalcando il cancello ed è riuscito a entrare forzando porte e finestre, rubando numerosi gioielli per un valore ancora da quantificare. Sul furto indagano i carabinieri, che al momento escludono che i ladri possano essere collegati in qualche modo all'omicidio commesso lo scorso 11 giugno dall'adolescente. Certamente sapevano che l'abitazione era vuota e sotto sequestro per via dei sigilli visibili dall'esterno. E ci spostiamo ora a Padova, dove gli agenti sono stati chiamati per una rapina e quando sono arrivati in un parco l'ha scoperta, nascoste tra la vegetazione un macete e 2 accette. Un macete con una lama di 47 cm e 2 accette della lunghezza complessiva di circa 40 cm è quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti delle volanti della questura di Padova nel parco di Largo de Bussy, dove erano intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina. Nel tardo pomeriggio di martedì una pattuglia della Polizia di Stato era stata inviata in zona Arcella per la segnalazione di una rapina che sarebbe stata commessa ai danni di un 26enne di origini tunisine. Al loro arrivo sul posto era presente anche il personale del 118, in quanto il ragazzo lamentava un forte bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. Stando a quanto riferito dal giovane, sarebbe stato accerchiato da 4 sconosciuti mentre si trovava a bordo della sua auto.
Uno di questi lo avrebbe aggredito con lo spray urticante al peperoncino, mentre altri 2 sarebbero stati armati di coltello. A quel punto i 4 gli avrebbero rubato il cellulare e le chiavi dell'auto. Nel frattempo i poliziotti sono stati fermati dal vigilante del parco, in quanto alcuni giovani gli avevano indicato la presenza di una grossa arma da taglio abbandonata sul terreno. Si trattava di un macete sul quale gli agenti hanno riscontrato visibili tracce di sangue. Poco dopo, sempre nei giardini, sono comparse anche 2 accette che erano state occultate tra la vegetazione. A quel punto hanno preso il via le indagini della questura, anche per capire se vi fosse un collegamento tra la rapina e il rinvenimento delle armi. Quella sera stessa, durante un controllo in un esercizio pubblico della zona, è emerso che il 26enne, vittima della rapina, dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso, era tornato da solo in zona con l'intenzione di farsi vendetta. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l'uomo avrebbe iniziato a cercare gli aggressori insistentemente, aggirandosi tra il parco e gli esercizi commerciali dell'area. In un cestino dei rifiuti, poco distante, sono state trovate 2 bombolette di spray al peperoncino. E all'ospedale Cafoncello rimosso un raro tumore di 20 kg da una paziente di 82 anni. Ha sportato al Cafoncello un liposarcoma che nel caso del paziente, un 82enne, era arrivato ad occupare oltre metà della cavità addominale. L'estensione della malattia ha reso necessario un intervento radicale particolarmente delicato. Si tratta di una patologia piuttosto rara, circa 30-60 diagnosi annue sul territorio nazionale. In genere hanno una diagnosi spesso tardiva, quindi sono masse di voluminose dimensioni, e questo è il caso del paziente che abbiamo operato. Quindi la complessità è legata alla necessità di asportare più organi senza toccare il tumore, quindi quella che tecnicamente si chiama chirurgia di comparto. E quindi la difficoltà è legata alle dimensioni, ai rapporti che queste masse hanno con i vasi, e nel caso specifico era un tumore che invadeva anche la parte più bassa, quella che si chiama pelvi, e quindi ha avuto anche delle implicazioni maggiori rispetto al solito anche per l'aspetto della gestione urologica. In occasione dell'intervento uno degli elementi di difficoltà è stato proprio quello di garantire una preservazione di quello che è l'apparato genito-urinario, inteso nel risparmio di quello che era la vescica e quindi del distretto prostatico. L'isolamento è stato accurato e ha permesso appunto la salvaguardia dell'organo. Questo ha garantito al paziente una qualità di vita assolutamente migliore. Un intervento chirurgico complesso durato alcune ore che è stato possibile grazie a diverse equip specialistiche, la chirurgia generale 1, l'urologia e l'anestesia e rianimazione. Interventi di questo tipo rappresentano una delle massime espressioni della chirurgia oncologica complessa e possono essere affrontati con successo soltanto attraverso un autentico lavoro di squadra, sottolinea il dottor Massani. Il trattamento richiede competenze altamente specialistiche e un approccio multidisciplinare, caratteristiche che hanno reso negli anni il polo ospedaliero trevigiano un punto di riferimento per pazienti provenienti anche da fuori provincia e regione. Ad esprimere i propri complimenti per il risultato il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. L'informazione di Antena 3 vi dà appuntamento alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi e buona serata.